Bentornati sul canale dell'azienda agricola Venture. Come ogni venerdì vi facciamo un po' vedere come siamo organizzati e i vari lavori che dobbiamo fare durante l'anno. In questo momento ci troviamo alla fine di novembre e abbiamo un po' ultimato tutti quelli che sono quei lavori autunnali, tardi autunnali diciamo, in campagna. Avete visto tra i stirpi di vigneto, raccolta delle olive, raccolta dei kiwi. Abbiamo fatto un po' di manutenzione agli attrezzi e in questo momento stiamo iniziando le operazioni di potatura. Ci troviamo in un vigneto di Chardonnay in questo caso e abbiamo teso in questo caso che perdessero le foglie e abbiamo iniziato quindi in questo vigneto ecco la nostra potatura. E in questo vigneto in particolare abbiamo una parte di Chardonnay dove appunto abbiamo perso tutte le foglie, invece l'altra parte è Trebbiano che come vedete invece è ancora una parte di porzione soprattutto apicale di vegetazione, quindi in quel caso attenderemo qualche settimana che perdano completamente le foglie, poi interverremo anche lì con la potatura. Oggi in particolare facciamo vedere alcuni tagli, alcune diciamo così situazioni di un vigneto gestito a Guyot doppio capovolto, quindi abbiamo la selezione, dobbiamo andare a selezionare 2 speroni e 2 capofrutto, ma adesso vi facciamo un po' vedere come ci organizziamo. Ecco, in questo caso dobbiamo sempre cercare delle uscite laterali e trovare sempre la possibilità di lavorare, come in questo caso, su un ipotetico sperone. Questo tralcio appunto andiamo a speronarlo, adesso magari nella vite successiva facciamo vedere meglio nel dettaglio, ma il concetto è un po' questo: trovare uscite laterali e poi dare continuità linfatica, andare a rifilare il secco e andare a gestire al meglio la nostra pianta. Ecco, questa è una pianta che dobbiamo ancora potare completamente, quindi questa è la situazione che noi andiamo a trovarci di fatto. Quindi troviamo già uno sperone che ha lavorato alla mia sinistra e uno sperone che di fatto ha già lavorato ovviamente durante la stagione alla destra. Qui avevamo lasciato l'anno scorso 2 capi a frutto, uno è questo che poi ovviamente è stato legato e l'altro era questo che anche in questo caso appunto era stato legato ad archetto capovolto, quindi siamo andati a gestirla in questo modo la pianta. Ora noi cosa dobbiamo andare a fare? Dobbiamo andare a concentrarci e trovare le uscite laterali sia a sinistra che a destra. Ovviamente in questo caso siamo aiutati dal fatto che avevamo già impostato questa vite, che pur essendo giovane l'abbiamo già impostata in questo modo, diciamo con questa potatura ramificata, e dobbiamo andare a dare continuità linfatica sia da un lato che dall'altro in modo tale da non creare coni di dissiccamento lungo il percorso linfatico. Ecco, da questo lato noi sfruttiamo appunto come dicevamo questo sperone che ha dato questi da 2 gemme ha dato questi 2 tralci. Ovviamente prima erano germogli, adesso si sono ovviamente lignificati e noi dovremo andare a lavorare su questo. Qui noi troviamo le continuità linfatiche, il primo diciamo tralcio che noi troviamo è questo e quindi da qui noi dovremo gestire lo sperone per l'annata prossima, mentre questo sarà un tralcio perfetto che andremo a battezzarlo come capofrutto. Quando ci dobbiamo diciamo concentrare sullo sperone futuro dovremo andare a valutare un po' come si sono posizionate le gemme. Ora nello Chardonnay soprattutto abbiamo visto che ha una bella diciamo qualità delle gemme basali, sono molto fertili, per cui in questo caso noi vediamo già una gemma ventrale quindi posizionata verso il terreno qui sotto, una gemma dorsale quindi posizionata verso diciamo il cielo, verso l'aria da questo lato, per cui andremo a tenere uno sperone molto corto, andremo a fare questo taglio a questo livello in modo tale proprio da accorciare bene lo sperone e cercare che l'energia della pianta poi si concentri in questo modo. Nel dubbio potremo anche andare a allungarlo, supponiamo in questo caso andare a tagliarlo a questo livello e comunque il lavoro non sarebbe sbagliato, perché noi poi in estate quando verremo a fare la pulizia delle teste, la scacchiatura, potremo andare a lavorare su queste gemme e quindi potremo andare anche a ciecarne alcune proprio perché vedremo magari in questo caso che le gemme più vicine alla pianta hanno lavorato in modo corretto. Ecco, in questo caso preferirei andare appunto a tenere corto lo sperone confidando ecco, nella qualità delle gemme basali, quindi in questo caso andiamo a fare un taglio netto e pulito, in questo caso molto corto lo sperone e di fatto noi da questo lato abbiamo questo sperone e questo capofrutto.
Da questo lato lo sperone ha lavorato ancora meglio, nel senso che l'inclinazione e la direzione delle gemme erano veramente perfette e hanno dato origine anche in questo caso a due tralci, questo e quest'altro. Ovviamente in questo caso la continuità linfatica, come nel primo caso, dobbiamo andarla a trovare per andare a stabilire lo sperone. Quindi il futuro sperone sarà questo tralcio, mentre quest'altro andrà a formare il capofrutto. In questo caso avremo sicuramente una buona possibilità di lavorare con la gemma, con la primissima gemma, con la gemma basale, ma abbiamo notato che dorsalmente la prima gemma dorsale si posiziona a questo nodo qui, per cui preferiamo andare ad allungare in questo caso lo sperone e lavorare sicuramente con questa gemma ventrale e sfruttare la presenza di questa gemma dorsale, fermo restando che in primavera e estate verremo anche in questo caso a valutare come ha lavorato lo sperone ed eventualmente, se troviamo materiale in più in eccesso, andremo a fare la scacchiatura. Quindi anche in questo caso andiamo a procedere con il taglio dopo l'ultima gemma dorsale che vogliamo tenere, ci distanziamo un po' dalla gemma, quindi non andiamo a fare un taglio a raso, ma andiamo qualche centimetro più avanti e facciamo il nostro taglio pulito. Una volta che noi abbiamo impostato la nostra vite, quindi a destra e alla mia sinistra, di questi, appunto, con quell'uscita di questi speroni e poi la presenza dei capiafrutto, possiamo andare tranquillamente a rifilare il secco in questo modo. Vedete, quindi andiamo a tirare via la porzione che abbiamo lasciato, come in questo caso mi ha lasciato questa porzione di 1,5 cm, 2 cm, ecco, anche l'anno scorso era stata lasciata. Ora possiamo andare tranquillamente a accorciare questo secco, quindi abbiamo una pianta un po' più pulita da questo punto di vista, e poi andremo a eliminare tutto quello che ha prodotto quest'anno. Vedete, questi sono i capiafrutto che abbiamo lasciato l'anno scorso, quindi andiamo a eliminare con un bel taglio tutto quello che ha prodotto. Anche in questo caso rifiliamo un pelino il secco che noi andiamo a trovare, quindi tutto quel secco lo andiamo a rifilare e andiamo a proseguire la nostra pulizia della pianta. Ecco, in questo caso noi abbiamo concluso la potatura di questo piccolo appezzamento di chardonnay che abbiamo. Qui, come vedete, cambiamo proprio la situazione, nel senso che prima avevamo perso completamente le foglie, in questo caso ci troviamo in un vigneto di Trebbiano, come dicevamo. Vedete che ci sono ancora diverse foglie sulla parte apicale della pianta. Dicevamo, attendiamo la caduta delle foglie prima di fare le potature in questo vigneto, e quindi adesso ci spostiamo in un altro appezzamento proprio qui vicino, dove andremo a fare alcuni tagli di potatura, proprio perché in questo caso abbiamo perso le foglie a un vigneto di Nera, di Corvina, e per cui ci portiamo in questo appezzamento. E questa è una vite di Corvina, come dicevamo, quindi ci siamo spostati nell'altro appezzamento. In questo caso ovviamente è una vite più vecchia rispetto chiaramente a quella di Chardonnay che avete visto prima, perché già il fusto, come si può capire, è molto importante rispetto all'altra. In questo caso abbiamo cercato un po' di riconvertire negli anni, ecco, la potatura che era stata fatta un po' a testa di salice, come si capisce bene da questi tagli che erano presenti sulla testa, con delle uscite laterali proprio per permettere la ramificazione della vite. Ecco, in questo caso si può notare come era stato lasciato uno sperone il quale appunto ha dato origine a una gemma ventrale e ha sviluppato questo germoglio che dopo si è linficato, quindi è diventato un tralcio. Sulla gemma dorsale si può notare in questo caso che la gemma si è sdoppiata, ha dato origine a due, diciamo, germogli, i quali durante la pulizia delle teste probabilmente si sono un po' sfuggiti e quindi hanno sviluppato due tralci che in realtà sarebbero dovuti essere uno solo, cioè noi dovremmo aver selezionato durante il periodo estivo un tralcio solo, un germoglio solo, in modo tale da sviluppare poi un unico tralcio. Ovviamente nel periodo invernale non possiamo fare miracoli, nel senso che non possiamo, dobbiamo lavorare con quello che troviamo, quindi cerchiamo subito lo sperone. In questo caso ovviamente è semplicissimo, abbiamo questo tralcio veramente fatto bene per quanto riguarda la sua robustezza. Purtroppo la posizione gemme non è perfetto, ma anche in questo caso ci adattiamo a quello che troviamo. Troviamo una gemma ventrale, una gemma latero, direi dorsale, e potiamo questo sperone in questa posizione in modo tale da avere comunque rispetto nei confronti della gemma. Ecco, in questo caso, una volta aver trovato lo sperone, ci concentriamo, come dicevamo, sulla selezione del capofrutto. In questo caso terrei questo capo sia perché è un po' più bello in punta, sia perché ha questa, diciamo, anche uscita più coerente, diciamo, con quello che dovremmo poi andare a fare con le operazioni di legatura. Possiamo quindi eliminare, tagliando a raso, il tralcio che abbiamo deciso di eliminare, quindi un bel taglio raso.
come in questo caso. Adesso non vorrei andare appunto con la forbice andare a intaccare la salute, diciamo, di questo tralcio, quindi provavo a stare un po' più indietro, poi adesso abbiamo dovuto farlo un taglio un po' più appunto vicino. Comunque taglio riuscito, andiamo a rifilare il secco in questo caso e andiamo a eliminare tutto quello che è presente sulla testa della vite. Anche in questo caso una vite che stiamo un po' riconvertendo, e noi in questo caso ci dobbiamo subito diciamo fiondare sulla parte appunto alla mia sinistra, come vedete in questo caso sperone, quindi uscita laterale, che piano piano stiamo abbandonando la testa, e ci concentriamo su come ha lavorato lo sperone. Qui, per semplificare diciamo il filmato e avere una pulizia anche del campo di lavoro, potremo andare subito a eliminare il capofrutto che ha prodotto quest'anno, che ci consente appunto, come vedete, di avere una pulizia del nostro campo di lavoro, e quindi possiamo andare anche ai fini del filmato a lavorare un po' meglio. Ora ci concentriamo sullo sperone. Cosa dobbiamo andare a vedere? Dobbiamo andare a vedere come ha lavorato. Ha lavorato molto bene, direi, perché abbiamo una gemma che ha prodotto questo tralcio, l'altra gemma ha prodotto invece quest'altro tralcio. Noi sul tralcio, diciamo, di continuità con il percorso della linfa dovremo andare a individuare quelle che sono le gemme che ci interessano per appunto poi programmare le annate successive. Cioè, questo tralcio noi dobbiamo andare a vedere che ha una gemma ventrale, quindi la prima gemma molto ben posizionata rispetto all'altro sperone, è molto ben posizionata, si trova in questa posizione, quindi verosimilmente mi darà un germoglio che mi si sviluppa in questo modo, quindi sicuramente più in linea rispetto all'altra vite con quello che è l'asse dell'andamento del filare. E poi troviamo bellissima quest'altra gemma che darà origine probabilmente, ecco, a un germoglio che poi si svilupperà in verticale e quindi sarà il capofrutto per l'anno prossimo. Detto questo, ovviamente andiamo a fare un bel taglio netto e pulito in questo punto, in modo tale da tenere un bel sperone corto che mi resti vicino alla vite. Ecco, quindi una volta gestito lo sperone futuro, rifiliamo un po' il secco e andiamo ovviamente a ripulire il nostro capofrutto, ma questa è un'operazione che possiamo fare anche in un secondo momento. Ma l'importante è appunto in questa fase andare a fare la selezione, la gestione di quello che sono gli speroni e i capi a frutto. Ecco, anche in questo caso ci troviamo di fronte ovviamente a una vite che ha vissuto alcuni anni e ha alcune vendemmie sulle spalle, la quale ha questo andamento tortuoso, ma che di fatto non ci spaventa, nel senso che noi siamo abituati a gestire le piante anche un po' in base a come poi erano state potate in passato, e quindi dobbiamo un po' lavorare in base a quello che ci troviamo, e questo è sempre la nostra filosofia, perché un conto è impostare una vite già dai primi anni già ramificata, un conto è un po' andare a riconvertire e adattare senza troppo stress, senza troppi tagli particolari, ecco, la pianta, in modo tale poi da allargarla e portarla verso fuori, verso l'esterno. In questo caso, seguendo un po' il flusso linfatico, si può vedere come abbiamo delle uscite laterali e poi l'individuazione dei futuri capi a frutto. Quindi procediamo alla selezione dei nostri speroni. In questo caso lo tengo un po' più lungo perché l'andamento delle gemme non mi piaceva, fermo restando che speriamo di riuscire a fare una bella scacchiatura in estate, primavera-estate. Anche in questo caso andiamo a lavorare con il nostro tralcio che andrà a essere speronato, appunto, e l'individuazione del nostro capofrutto. Il resto si può eliminare tranquillamente. Soprattutto, ecco, partiamo dai capi a frutto che hanno già lavorato l'anno scorso. Questa è una pianta un po' più impostata, un po' più giovane, sembra, semplicemente perché qua avevamo fatto una margotta, eravamo andati a fare un interramento di un tralcio che proveniva dalla vite madre, appunto proviene dalla vite madre, e ha, diciamo, prodotto questo nuovo fusto di fatto. Quindi questa è una pianta che sembra un po' più giovane proprio per questo motivo. Anche in questo caso andiamo a fare la nostra potatura della pianta, quindi andiamo a sviluppare, soprattutto a individuare gli speroni, i due capi a frutto, e poi andiamo a eliminare, diciamo, tutto quello che ha prodotto la vite appunto l'anno scorso, quindi il legno di 2 anni andiamo a toglierlo. Anche in questo caso andiamo ad abbassare anche la pianta, come vedete in questo caso l'anno scorso erano andati un po' più in su a cercare il capofrutto, in questo modo invece possiamo andare a svilupparla lateralmente e di fatto la nostra vite è potata, sempre fermo restando che dovremo in estate
fare la pulizia delle teste proprio per andare alla scacchiatura, proprio per andare a vedere come impostare bene gli speroni nel periodo estivo. Ecco, anche in questo caso siamo di fronte a una vite giovane, proprio perché era frutto di della vite madre, una margotta, quindi anche qui abbiamo l'individuazione dei nostri speroni, come hanno lavorato, e la individuazione poi dei futuri speroni e cappie frutto. Rifiliamo il vecchio, in questo caso è un germoglio che è lignificato molto bene e probabilmente lo interreremo e andremo a creare una margotta. Ecco, allora avete visto un po' alcuni tagli che facciamo appunto ai nostri vigneti, come abbiamo un po' impostato le vigne un po' più giovani, come cerchiamo di interpretare, ecco, questa potatura nei vigneti un po' più vecchi, che ovviamente sono un po' più difficili da convertire, ci vuole un po' di tempo, un po' di pazienza, anno dopo anno, insomma, stiamo cercando, ecco, di portare anche qui, ecco, la potatura di ramificazione, insomma, quindi potatura ramificata. Ecco, allora vi ringraziamo di essere stati con noi. Sicuramente nelle prossime settimane faremo altri video, magari sempre incentrati sulla potatura, che è il lavoro che noi dovremo andare a fare diciamo in modo molto intenso durante i nostri periodi invernali. Magari, se vedremo alcune situazioni, alcune piante particolari che ci troviamo magari ad affrontare, vedremo insomma di sviluppare alcune tematiche. Se avete qualche suggerimento, ovviamente scrivetecelo, magari vi svilupperemo, ecco, dei filmati, dei contenuti che magari possono essere di vostro gradimento. Vi ringraziamo di essere stati con noi, ci vediamo venerdì prossimo con una nuova puntata.